Treviso. Autonomia del Veneto firmata oggi dal governatore Luca Zaia a Palazzo Chigi, la preintesa con il governo, giornata storica, dice, aperta la strada a tutti. Neve a Venezia, cartoline della città più bella del mondo, tra l'incanto dei residenti e turisti scatta il preallarme per la prevista grande nevicata di domani. Ed è già emergenza neve con i sindaci di Chioggia, Cavarzere e Cona che mettono l'ordinanza di chiusura delle scuole da domani fino a venerdì. Studenti al sicuro, dicono. Riesplode la rabbia dei migranti a Cona, dateci i nostri soldi, dicono, dopo aver minacciato e tenuto in ostaggio per diverse ore gli operatori della cooperativa. Infiltrazioni mafiosi, camorristi temono i pentastellati che a loro volta invocano una commissione d'inchiesta sui risvolti veneti delle rivelazioni di fanpage. Mestre violenta dopo l'accoltellamento in via Piavi, i residenti da esasperati si dicono rassegnati, non cambierà mai nulla, raccontano sconfortati. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque lo avete proprio sentito dai titoli, in primo piano l'autonomia del Veneto, perché il governatore Zaia ha firmato oggi a Palazzo Chigi la preintesa con il governo. Giornata storica, dice, apriamo la strada a tutti, l'autonomia diventerà virale, il plauso delle categorie economiche. Il Veneto ha aperto la strada, una strada per il Veneto e per tutti quelli che la seguiranno, perché troveranno anche le procedure già stabilite, procedure che noi non abbiamo trovato. 22 ottobre 2017, 28 febbraio 2018, 4 mesi per la storia. Palazzo Chigi, ore 12:30, c'è la firma sulla preintesa. Zaia scrive con la stessa penna bic con la quale aveva indetto la consultazione diventata plebiscito per il sì all'autonomia del Veneto. Per scaramanzia, fa sapere via Twitter pochi minuti prima del momento della svolta. Il sottosegretario Gianclaudio Bressa riceve Zaia, Maroni e Bonaccini. Veneto, Lombardia ed Emilia, ma all'uscita i flash sono tutti per il numero 1 di Palazzo Balbi. Una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Abbandonata la spesa storica, si fa bisogni standard, con partecipazione su più aliquote e tributi, le 23 materie, quelle previste dalla Costituzione, e poi ovviamente la costituzione della Commissione paritetica, che è un'istituzione che già esiste nelle province autonome di Trento e Bolzano. Non si torna indietro, cristallizzata la via sulle prime 5 materie, guardando avanti. Noi abbiamo 5 tavoli già aperti che non si dichiarano conclusi ma semplicemente aperti con già delle risultanze. Sono per la sanità, per l'istruzione, per l'ambiente, per il lavoro e i rapporti con l'Europa. Continueremo il lavoro anche su questo fronte, aprire gli altri 18 tavoli e quindi poi chiudere l'intesa. Si è definito che l'intesa che andremo a portare in Parlamento sarà un'intesa che dura 10 anni, poi verrà rinnovata e ci sarà un tagliando all'8º anno. Plauso da più parti e non solo politiche. L'Anci Veneto soddisfatta perché intravede maggiore autonomia anche per i sindaci, le categorie economiche una migliore distribuzione delle risorse. E per Zaia quella di oggi è una pietra miliare che lascerà il segno. Ma guardi, io penso che diventerà virale l'autonomia, che esattamente era nelle corde dei padri costituenti. C'è Bressa e non Gentiloni a chiudere il tavolo, un'occasione persa, dice Zaia, ma oggi non è il giorno delle polemiche. E Bressa conferma, quello di oggi è soltanto il primo passo, siamo partiti con 3 regioni, speriamo sia solo l'avanguardia. Io quello che potevo fare a nome del governo l'ho fatto, ora la palla passa al prossimo Parlamento, ma Zaia avverte. Qui si vede la forza del nostro referendum, quindi oggi c'è di mezzo un popolo che ha dato un'indicazione, per cui per noi non si torna indietro, a prescindere da maggioranze, da larghe intese, piccole intese o altre robe del genere, noi vogliamo l'autonomia. La firma della preintesa sull'autonomia di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sancisce l'affermazione del principio federalista e il definitivo tramonto dell'inattuabile programma secessionista della Padania. Lo afferma in una nota il segretario regionale del PD Alessandro Bisato. Nel 2001, 17 anni fa, prosegue Bisato, fu approvata la riforma del titolo V della Costituzione. Il centro-sinistra diede all'Italia un impianto federalista forte e coerente. Oggi è significativo che uno dei padri di quella riforma,
informa il sottosegretario Gian Claudio Bressa, era presente il governo alla firma dell'intesa con le 3 regioni. In una giornata per certi versi storica assistiamo al tramonto definitivo delle antistoliche chimere padane. E ancora dal PD il commento di Simonetta Rubinato: il giorno storico per il Veneto sarà quando una legge dello Stato riconoscerà l'aspirazione alla vera autonomia per la quale i cittadini hanno votato in massa il 22 ottobre. Dice: oggi prendiamo soltanto atto che il negoziato è iniziato con una preintesa siglata a pochi giorni dal voto. Infine Laura Puppato, che dice che il vero merito va al governo Gentiloni per aver subito accolto le richieste delle regioni, al contrario di quanto fece il governo Berlusconi nel 2008, in cui fecero parte lo stesso Zaia. Ed ora parliamo del maltempo. Tra fascino e disagio la neve è arrivata a Venezia. Vediamo com'è andata la giornata in centro storico. Soffici fiocchi di neve sono cominciati a cadere nel cuore della notte, accompagnati da forti raffiche di vento. In pochi minuti calli e campielli di Venezia sono stati ricoperti da un manto di circa 5 cm, regalando un indiscutibile fascino alla cartolina notturna della città storica. Incantati turisti che torneranno a casa con scatti preziosi da mostrare agli amici sui loro smartphone. Meno inclini al romanticismo i veneziani, che si sono svegliati con la città imbiancata e hanno dovuto fare i conti con gli inevitabili disagi. La neve sta bene in montagna. Non a Venezia? No, porta disagi e basta. Mi pare che abbia messo un po' di salsi stamattina, ma comunque insomma non così tanto, mi pare che si scivola un poco. Record di infortuni come sempre sul ponte di Calatrava, vera trappola mortale in caso di gelate. L'intervento tempestivo dei vigili, che all'alba hanno posizionato i cartelli di divieto di transito per la pavimentazione in vetro, è servito a limitare ma non ad azzerare gli scivoloni. E dopo una serie di capitomboli è stata chiusa anche la scalinata che porta all'imbarcadero a CTV di Piazzale Roma, con questo cartello non proprio formale ma che dà una chiara indicazione di come devono muoversi i veneziani. Stamattina si è visto che tanta gente scivolava, per cui in questo caso i vigili ci hanno chiesto la disponibilità di mettere queste 2 segnalazioni. Gliele abbiamo fornite e dopo loro hanno messo le transenne, lo spago. Così almeno abbiamo evitato che cadessero altre persone. Il lavoro degli operatori di Veritas, impegnati dal primo mattino a spalare e spargere sale, ha comunque ridotto al minimo i problemi, consentendo di muoversi per la città abbastanza agevolmente senza perdere il buon umore. È bello con la neve. Venezia è come un fiore, anche con la neve. E adesso invece andiamo a vedere com'è andata in terraferma, anche se veri problemi sono previsti per domani. Limitati anche in terraferma i disagi per le brevi nevicate della giornata. A soffrire maggiormente la circolazione ferroviaria, con ritardi spesso superiori ai 90 minuti e diversi treni cancellati per tutto il giorno, specie per i convogli provenienti dall'Italia centrale, dove il maltempo ha causato problemi più consistenti. Le corse, sostengono da RFI in una nota, proseguono secondo il programma previsto dal piano neve e gelo senza particolari criticità, con l'80% dei treni alta velocità in circolazione e ritardi medi di 15 minuti. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per nevicate in pianura dalla mattinata di giovedì alla serata di venerdì. Le previsioni indicano la possibilità di fenomeni intensi in tutta la regione, con accumuli dai 5 ai 10 centimetri. Abbastanza per convincere il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro a imporre la chiusura delle scuole per le prossime 24 ore e la sospensione del mercato settimanale. Stessi provvedimenti decisi anche a Cona e Cavarzere. Il piano neve del Comune di Venezia è invece già attivo da martedì sera. In caso di necessità la raccolta dei rifiuti in centro storico potrebbe essere sospesa la mattina di giovedì per consentire lo spargimento del sale. Invitiamo i cittadini alla calma, esorta l'assessore alla Protezione Civile Giorgio Deste. Non sono previste emergenze particolari. In caso di nevicata intensa il consiglio è di muoversi il meno possibile con mezzi propri e di usare il servizio pubblico. Dalla polizia locale, infine, si ricorda l'obbligo per i proprietari di case e negozi di sgomberare i marciapiedi di fronte ai propri immobili e il divieto di depositare neve o ghiaccio sul suolo pubblico. Si riaccende la polveriera Conetta, nuove tensioni tra i 700 migranti accolti all'ex base missilistica, operatori della cooperativa minacciati e in ostaggio dei richiedenti asilo. Vediamo.
Tensione e rabbia a Conetta, dove da lunghissime ore è in atto una doppia protesta con al centro la stessa motivazione, i soldi, il pocket money dei rifugiati, gli stipendi dei dipendenti della cooperativa. We don't like these people. One, they don't give us pocket money. How do we enter a train or pullman? Non ci piacciono queste persone, non ci danno i nostri soldi, ci dice uno dei migranti riferendosi proprio agli operatori della cooperativa. È la ragione per la quale ieri sera alcuni tra i 100 operatori sono stati tenuti praticamente in ostaggio dai richiedenti asilo che hanno impedito il loro rientro a casa. Migranti divisi in chiassose fazioni, mentre una parte ha chiesto a noi di entrare per documentare la rivolta in atto. We can go inside? Yes. We can come inside? Nonostante le diverse rassicurazioni ricevute in termini di sicurezza, l'altra fazione, quella più facinorosa, con più leader africani, ce lo ha impedito. Tutti intorno a noi, fuori la base, cellulari, gazzelle, volanti di carabinieri e polizia, con il nuovo commissario capo della polizia di Chioggia, Rosario Gagliardi, dentro a mediare con i migranti che chiedono di avere 75 euro di pocket money mensile e i documenti per andare via dalla base di Cona. Nobody told me, nobody told us. We just want to know why they have not paid us, no documento, no transfer. E mentre nel pomeriggio dalla Prefettura è giunto l'impegno a saldare entro la prossima settimana i pagamenti dovuti tanto ai migranti quanto ai lavoratori della cooperativa, di seguito i timori del primo cittadino di Cona. È un'emergenza totale che è la causa del non operare per risolvere il problema. È da 2 anni e mezzo il problema c'è, nessuno lo risolve e oggi sarebbe anche semplice risolverlo. È che la politica dei veri problemi non vuole occuparsene. Parole con cui il primo cittadino di Cona racconta di come, tanto per i migranti quanto per i residenti, dall'esasperazione si sia passati ad una collera divenuta oramai incontenibile. Questo pomeriggio in Prefettura Venezia nuovo incontro dei rappresentanti sindacali delegati dei lavoratori della Edeco, la cooperativa per la base di Conetta. Come riferisce Franco Maisto della CISL di Padova e Rovigo, dal viceprefetto è arrivato l'impegno a stanziare entro la settimana prossima i fondi necessari per saldare i ritardi nei pagamenti sia ai lavoratori sia del pocket money dei richiedenti asilo. Come è possibile, lo ripeto ancora una volta, che ci siano persone in mezzo alla campagna per un piano di accoglienza? Questo veramente è una cosa che deve assolutamente finire. Vero è che al momento c'è una doppia protesta, quella dei migranti che chiedono i soldi che non arrivano, il cosiddetto pocket money, e anche quello degli operatori, sempre per lo stesso motivo, stipendi in ritardo di 1 mese. Beh, è l'implosione che avevo previsto. Tutto questo imploderà su se stesso, speriamo che nessuno si faccia del male. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari ed ora parliamo della camorra che ha paura dei pentastellati. Sentiamo. Da rapine, possiamo pulire tutto? Facciamo un po' di lavatrice. Se non ne approfitti con queste operazioni servono perché uno fa un po' da spazzino, butta via un po' di robaccia che magari ha lì di dubbia provenienza o giri un po', a volte magari abbiamo qualche soldino che arriva un po' da... soldi proprio sporchi, sporchi, lì l'abbiamo. Sangue. Va bene. Le parole della bioarchitetta, sedicente criminologa nel settore ambientale, ricca di contatti con ambienti politici. Sarebbe lei, la trevigiana Maria Grazia Canuto, la dama di mezzo, l'intermediaria che il sito giornalistico online Fanpage mostra nella 4ª puntata della sua inchiesta Bloody Money, andata in onda ieri sera, sui traffici illeciti in Campania, traffici che si allungherebbero a nord-est, a Marghera. La dama di mezzo, chiamata a fare da tramite tra una cordata di imprenditori locali e l'ex boss camorrista Nunzio Perella, infiltrato per il giornale a insaputa dei protagonisti. La proposta? Un'area per lo stoccaggio di rifiuti nelle vicinanze del porto commerciale di Venezia, dove riciclare denaro della camorra.
Come sappiamo, questo denaro non ci sarà. Il trolley, che dovrebbe contenere 2 milioni di euro come primo acconto dell'operazione, in realtà ha al suo interno dei pacchi di pasta. Ma questo, in teoria, i personaggi che interagiscono con Perella non lo sanno, convinti di avere a che fare con un camorrista in azione. Questi sono soldi della camorra. Vabbè, dov'è il problema? Sì. Va bene? Vabbè, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Ma noi ce li dobbiamo andare a prendere dove giù? Te li faccio portare io? Dove tu mi dici? Sì. Della camorra sono Chi se ne frega. Faccio parlare con l'amministrazione, col sindaco, con l'ufficio. Dopodomani, se vuoi venire consulare. Dal Ministero dell'Ambiente assicurano di non conoscerla, di non averci mai avuto a che fare, da Venezia anche. La fortuna è che abbiamo delle buone alleanze politiche. Perché ti dico che bisogna correre? Perché finché abbiamo questa politica, entro un anno dobbiamo fare tutto. Perché dopo non è facile governare una città come Venezia. Se ci capita un cacciare, io non so. Facciamo diventa un parco tecnologico di quelli virtuali dove ci mettono piantine. Finita nell'occhio del ciclone, la trevigiana si difende. Stavo al gioco, avevo capito che si trattava di una montatura incredibile. Io ho accettato e portato avanti l'iniziativa perché volevo vedere fino a che punto intendeva arrivare quell'uomo per poi denunciare tutto. Ero già pronta, avevo già allertato i miei legali. Dunque, tutta una bolla di sapone, con la donna pronta a querelare. Questi sono soldi della camorra. Vabbè, dov'è il problema? Dunque fin qua l'inchiesta, ed ora su questa vicenda alza la voce il Movimento 5 Stelle, che invoca una commissione di inchiesta per far luce sui risvolti veneti delle rivelazioni di Fanpage. Il Veneto è la nuova terra dei fuochi, discariche abusive, camorra, infiltrazioni, purtroppo lo vediamo dappertutto, ed è per questo che come Movimento 5 Stelle abbiamo richiesto subito una commissione d'inchiesta per le ecomafie. In attesa che la magistratura faccia il suo lavoro, la politica veneta deve muoversi autonomamente per ricercare la verità sui presunti traffici illeciti di rifiuti in laguna rivelati da Fanpage. L'appello arriva dal Movimento 5 Stelle, che chiede di aprire una commissione d'inchiesta. L'assenza di una progettualità chiara su Marghera, sostengono i grillini, fa in modo che proliferino le possibilità per la malavita di portare a compimento affari sporchi. Non si può andare avanti così. Oggi la politica deve ritornare a una politica sana che ha a cuore in primis la salute dei cittadini, l'ambiente e lo sviluppo per il mondo del lavoro. Altrimenti qua genereremo sempre più distruzione e non andremo da nessuna parte. È necessario un cambio di passo radicale, afferma l'ex sindaco di Mira Alvise Maniero, e a indicare la direzione sono gli stessi personaggi scoperti dall'inchiesta di Fanpage. Dal video emerge una frase chiara: i camorristi e quelli che trattano i rifiuti hanno paura del Movimento 5 Stelle e dicono testualmente: sbrighiamoci a fare questo, dobbiamo farlo entro un anno perché se vince il 5 Stelle noi abbiamo chiuso. Ecco, noi i titoli non ce li diamo più da noi, ascoltate i camorristi, ascoltate di chi hanno paura e facciamoci due conti. Questa vicenda non ancora conclusa, argomentano i 5 Stelle, conferma anche che è necessario sviluppare le attività di indagine sotto copertura con alcuni interventi legislativi che proponiamo da tempo. Nel programma è previsto la figura dell'agente provocatore come strumento per scoperchiare fatti di illegalità o commistioni poco chiare tra politica, affari e imprenditoria. Siamo alla cronaca. Stroncato da un malore finisce la sua corsa in auto tamponando un'altra vettura. Tragedia ad Olmo di Martellago, vittima un anziano alla guida di una Fiat 600 che ha perso la vita dopo aver tamponato una Mercedes classe A che procedeva in senso opposto in prossimità della rotonda del Maxi. L'uomo avrebbe accusato un malore perdendo il controllo del proprio mezzo e finendo per impattare la fiancata sinistra dell'altra auto. Nel tamponamento sarebbero stati coinvolti anche altri 2 veicoli. Rabbia e sconforto tra i residenti di Via Piave dopo l'aggressione a 3 giovani della scorsa notte. Qui dicono non è cambiato nulla. Proseguono le indagini della Questura di Venezia per identificare gli autori della selvaggia aggressione di 2 notti fa a 3 ventenni della provincia tra Via Piave e Via Cavallotti. I poliziotti stanno visionando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di risalire ai responsabili descritti come 4 nigeriani. Ma nel quartiere, dopo l'ennesimo episodio di violenza, dominano rassegnazione e sconforto. Il miglioramento di cui parlano politici e media, denunciano i residenti, noi non lo abbiamo notato. Non c'è stato un cambiamento? No, pochissimo. Arriva polizia, sparisce i neri, va via polizia, torna i neri da nuovo. Qua. Uno drivato, questi tutti spacciatori che vedi qua. Tutto là.
alcune misure forse hanno moderato la situazione, però non sono sufficienti, qui probabilmente c'è un problema sociale da affrontare, oltre che di ordine pubblico. Il miglioramento, se c'è, è minimo e continua a esserci tutta una serie di attività delinquenziali, in particolare lo spaccio. Lo spaccio è una cosa pesantissima e non sappiamo neanche perché venga tollerato in maniera così abbondante. E oltretutto è invadente, perché fino a qualche tempo fa si vedeva o non si vedeva. Adesso è addirittura in via Piave, tranquilli e beati. E abbiamo paura. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Mandarli via tutti, perché non ce n'è nessuno buono. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Sarà un inizio del mese un po' anomalo, con la neve che regnerà un po' ovunque sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 1° marzo. Sul Veneto la nostra grafica è molto eloquente, ci mostra infatti che nevicherà un po' ovunque sulla nostra regione, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Diamo ora uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le minime saranno sotto zero, comprese tra -4 e -2 gradi. Valori massimi tra -1 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, nevicate fino al piano diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, anche in questo caso a partire dal mattino. Sarà una giornata di ghiaccio con temperature minime tra -4 e -3 gradi, massime invece intorno allo 0. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Locali nevicate fino in valle, andrà meglio invece sui settori di confine con tempo più stabile e anche per lo più soleggiato. Vediamo le temperature, le minime saranno gelide, comprese tra -9 e -3 gradi, massime tra -1 e 0 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.